Stufe e caldaie malfunzionanti. Sono 8 le persone rimaste intossicate nella notte scorsa tra Quinto e Mogliano Veneto, di cui 2 sono bambini. Il primo incidente è accaduto in via Brilli, dove un'intera famiglia di origine argentina si è sentita male. Stavano festeggiando insieme quando hanno cominciato ad accusare i primi malori. Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto a Quinto, in poco tempo, sono arrivati i carabinieri del nucleo operativo radiomobile assieme al personale del 118 e ai vigili del fuoco. Una donna di 36 anni ed un bambino di 5 anni, sorella e nipote del proprietario di casa, sono stati subito trasportati presso l'ospedale di Mestre per essere sottoposti a trattamento in camera iperbarica. Gli altri membri della famiglia, un uomo di 21 anni, una bambina di 3 anni e un ragazzo di 18 anni, sono stati invece trasportati all'ospedale di Treviso per accertamenti e dimessi qualche ora dopo. Secondo i primi rilievi dei vigili del fuoco, la probabile causa dell'incidente è il malfunzionamento di un tubo della stufetta a gas situata nel bagno. Nessuno delle persone che hanno accusato malori si trova in pericolo di vita. Nella tarda serata un'altra chiamata, questa volta a Mogliano Veneto, in via delle Rose, 3 donne si sono sentite male. Anche in questo caso si è trattato di un'intossicazione da monossido di carbonio. Sul posto il personale sanitario, i vigili del fuoco e i militari dell'Arma di Zero Branco. All'interno dell'abitazione 3 donne di 89, 58 e 33 anni, nonostante risultassero in buone condizioni, sono state trasportate all'ospedale di Treviso per accertamenti e successivamente alla camera iperbarica di Padova. I vigili del fuoco hanno diffidato i proprietari dall'utilizzare la caldaia fino a completa riparazione certificata.